Eccoci, io vi parlo dall'ospedale di Padova. Oggi il governatore del Veneto Zaia dovrebbe presentare quello che lui ha definito una sorta di piano Marshall per la sanità veneta, un totale ridimensionamento delle strutture ospedaliere, o meglio una riorganizzazione. Si va verso un ridimensionamento appunto dell'attività ordinaria, la sospensione delle attività chirurgiche non urgenti, e anche qui all'ospedale di Padova ci si sta riorganizzando. Qui con me Andrea Avianello, che è il direttore della fisiopatologia dell'ospedale di Padova. Dicevate anche dell'eventualità di riaprire addirittura gli ospedali dismessi, ma come ci si sta riorganizzando qui a Padova, professore? Per quello che riguarda la mia competenza, qui a Padova ci si sta riorganizzando, potenziando una sezione che si chiama subintensiva di cure respiratorie. In sostanza si cerca di evitare che i malati debbano passare direttamente dai reparti ordinari alla terapia intensiva generale, in modo tale da poter salvaguardare un numero maggiore di posti letto per i malati estremamente critici in terapia intensiva generale. In queste sezioni subintensive respiratorie è possibile utilizzare dei dispositivi e delle apparecchiature che in qualche maniera consentono non invasivamente di curare malati gravi, evitando quindi in questo modo il ricorso a procedure invasive, all'intubazione tracheale in particolare, ed escludendo la necessità che vengano ricollocati in terapia intensiva. Professore, siete in emergenza in questo momento? In questi ultimi 2 o 3 giorni certamente sì. In più, come tutti sappiamo, si prevede che per i prossimi 2 giorni, almeno qui in Veneto, ci sia un picco estremamente elevato di contagi e di malati acuti, per cui siamo in una situazione di emergenza. Finora mi pare che comunque riusciamo a risponderci in maniera abbastanza adeguata. E allora vedremo appunto nelle prossime ore come avverrà l'intera organizzazione della rete ospedaliera in Veneto. Da Padova è tutto, a voi.